abbiamo uno esperimento da fare. Comunque, allora. La Stefani ci ha detto che questa non è una tazza, ma è un... Bu? No, un mug! Che non sappiamo cos'è un mug, non ce lo spiegherà la Stefani. Però dobbiamo fare in fretta. Facciamo in fretta. Allora, cosa succede? Questa è una tazza tutta nera. Ideale per bambini. Ideale per bambini. Improvvisamente mettiamo l'acqua calda, che può essere il tè caldo. Ok? L'acqua sta, vedete, bella caldina, fidatevi, siamo andati a prenderla poco fa. Adesso vediamo se la nostra camera... Tieni tu così ti scotti tu. Aspetta. Viene. Adesso dobbiamo crederci tutti insieme. Eccola qui che si illumina la pallavolo Padova. Facciamo un applauso a questa magia del mug. Quindi la mattina si mette il latte bollente. Sì, ottimo per vedere quanto è caldo. Ottimo, no? esatto. Quindi anche questo fa parte del merchandising. Davide, le hai viste tutte stasera? Sì, stasera. Cioè ti aspettavi? No, assolutamente no. Il mug non era fuori. Ascolta, dimmi un po', quindi abbiamo capito il focus che avete, però tu sei responsabile della divisione proprio sport, quindi dimmi un po' anche di cosa ti occupi e cosa, qual è l'occhio e il focus che state portando sul mondo dello sport. Io mi occupo di parlare con le squadre, con le società che sponsorizziamo, di organizzare gli eventi, gli incontri, tutte le situazioni che possono accontentare noi e le società che seguiamo, nelle quali crediamo. È un lavoro impegnativo perché ti porta a contattare tantissime realtà anche differenti. Però. Sì, molto divertente, molto bello. Perché poi lo sport, come te che sei stato comunque un ex pallavolista, no? Credo che sia... Sì, è divertente perché è un Com'è il mondo del Sassuolo calcio? Ti faccio la domanda che esce un po' perché mi incuriosisce un po'. Allora, è bello, è un ambiente molto bello, sono differenti secondo me dagli altri. È una squadra italiana, sono molto giovane, simpatici, lo stadio è di proprietà, quindi hanno avuto il coraggio di fare una cosa molto innovativa e devo dire si stanno togliendo anche delle belle soddisfazioni. Sì, assolutamente, specialmente domenica scorsa. Diciamo che con le milanesi quest'anno se ne sono tolte più di qualcuna. Sì. A proposito di milanesi, noi abbiamo firmato... una cosa veloce, dai, una parentesi. Abbiamo firmato il contratto col Sassuolo la sera di Sassuolo-Juventus e da quella sera lì il Sassuolo ha fatto tutta una serie di risultati positivi, a parte Cagliari dove ha perso. E ci sono il Milan e l'Inter che ci hanno chiamato perché l'anno prossimo vorrebbero che li sponsorizzassimo perché così ci dicono che portiamo fortuna. Secondo me potrebbe essere. L'importante è che continuate a mettere il nome sulla maglia lì perché loro ne hanno molto bisogno. Stiamo lavorando per migliorare nella pallavolo il tasso di fortuna, quello su cui contiamo l'anno prossimo. Detta così mi piace molto. Marina, parliamo un po' di Vigonza però adesso, abbiamo parlato di tante cose, anche di Sassuolo Calcio. Dimmi un po', società importante femminile dell'Alta Padovana, chiamiamola alta parte est di Padova, no? Sì, noi abbiamo 160 atleti, abbiamo un giovanile molto sostanzioso, sta facendo degli ottimi risultati e la squadra di punta è la squadra con le ragazze qui presenti, si stanno comportando molto bene nel loro campionato, sono... Chiamiamole campionesse d'inverno, con soddisfazione, sì, con 5 punti di differenza dalla seconda e quindi vale la pena anche valorizzare insomma, il loro risultato, ma quello che ci piace anche sottolineare è l'attenzione che noi mettiamo soprattutto sulle squadre proprio giovanili, cominciando dal mini volley, under 12, 11, 13, 14, 16, dove abbiamo scelto di avere dei tecnici molto preparati, Giancarlo, la Isabella, la Renata, persone molto qualificate, perché noi crediamo che si parta da piccoli, bisogna imparare i fondamenti in modo molto buono per avere dei risultati buoni. Ha detto bene prima, cioè la tecnica di base è comunque quella che poi porta dei risultati, insomma ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole impegno da parte degli atleti, da parte dei genitori che li accompagnano, dei dirigenti che danno il loro tempo. Però insomma io credo che come realtà nostra possiamo essere soddisfatti. Abbiamo anche una buona organizzazione perché la polisportiva in tutto ha 1600 atleti. Noi siamo una parte buona, consistente della polisportiva, però la struttura in sé è ben organizzata. Certo. Abbiamo delle buone strutture, un'organizzazione ottima direi, insomma, quindi le basi sono molto buone, siamo stati riconosciuti come Scuola Federale di Pallavolo e abbiamo
cioè la certificazione di qualità della FIPA. Guarda, lo vediamo anche se la regia ci dà una mano. Avete questo gagliardetto originale, ho visto che Stefania prima, in quanto attenta al merchandising, ha detto perché scusa, puoi battere un po' così. Vedete, non è il solito gagliardetto, questo può essere un corpo contundente, sì, ecco, vabbè. Molto bello, ma volevo far vedere proprio il logo, il marchio di... certificazione di qualità. Eccola qui, questo cerchio che vedete al centro del Vigonza Volley, quindi... Che è un riconoscimento, certo, ma deve essere un impegno anche per gli anni a venire, insomma, dobbiamo continuare su questa linea. Assolutamente. Hai giocato domenica scorsa, Lucy? Sabato? Sì, ti ho detto, io ho vinto. Sì, no, volevo sapere se hai giocato, che altra volta ti ha messo in panchina. Lo so, salutiamo l'allenatore. Stavolta Stavamo perdendo un set, sono entrata in campo, abbiamo vinto 3-2. 15-13, bellissimo. Quanti punti hai fatto? Non lo so, non è importante. Come non è importante? Chiedi a Nicola, che sono lì con i numeri, che guardano le percentuali. 9 punti ha fatto. Insomma, in quanti set? 4, perché il primo set che abbiamo perso non ho giocato. Nicola. Salutiamo Adam. No, salutiamo Adam, ma volevo chiedere a Nicola se 9 punti in 4 set sono un... Ma io ricevo, devi chiedermi come ricevo, se ho difesa le palle importanti. Da equilibrio alla squadra. Da equilibrio alla squadra, questa è la frase, no? Che è come quando c'era Ciccio Graziani che giocava, che si diceva che era sempre generoso, no? Cioè, è un modo come un altro per dire... No, aspetta, allora vogliamo parlare? I nostri centrali, Valeria e Isotta, hanno fatto 12-13 punti. E però, quindi ho emerge detto, la ricezione. allora la ricezione, la difesa vuol dire che ha dato i palloni giusti perché la pareggiatrice può saltare i centrali. Certo. Sempre c'è un modo di dire... A proposito di centrali, anche i vostri, Nicola, specialmente Mattei nell'ultima partita ha fatto bene, ma anche Aguiard, mi sembra, no? Sì, Aguilar Che è entrato al posto di da girone di Volpato. ritorno, adesso è in fase di miglioramento. Mattei l'inizio campionato che è migliorato Sì, rispetto all'anno scorso, sia fisicamente che come gioco. Adesso mi dovrà anche qualcosa a livello monetario. Ma anche all'interno dello spogliatoio è un personaggio però, Marco, no? Sì, lui è uno che si sente, lo vedi. Molto simpatico, sì. Io, la domanda che vi faccio sempre nelle interviste doppie, ma la facciamo qui, chi è il più casinista della squadra? Ah, non so, posso essere anche io, perché... Un po' di autocritica. Sono molto simpatico, dai. No, comunque dai, Gozzo, c'è anche Beccaro che non scherza. Sì, siamo tutti molto... E il nonno qua? No, non perché sia vecchio il No, nonno. lui mi perché... fa sempre gli scherzi. Lui fa gli scherzi? Sì, sì. Ma è vero che vi hanno tagliato i capelli una volta a te a Milan? Certo, sì. Mi hanno preso e me li hanno tagliati con la forza. Con la forza? E tu ti sei un po' dimenato? O ti sei Sì, ho provato, solo che dopo... non erano piccolissimi quelli che ti tenevano fermi. Quando fermi. ti trovi Giannotti che ti ferma, allora non ho potuto fare niente. Che lui è uno che dopo cerca di rispondere, però subito... No? Non è un... Lui è di... Mi piace, Santi le fa ridere per quello, cioè si diverte per quello, sì, perché perché prende lui... tutto molto bene, quindi... Perché se lo prendi in giro durante l'allenamento poi mi fa gli scherzi, Infatti. mi nascondi i vestiti. Siamo in chiusura, Marina, un flash sui prossimi appuntamenti del fine settimana. Vogliamo, visto che abbiamo detto dove gioca la Tonazzo, poi chiediamo dove gioca qui Lucy, i vostri appuntamenti, seconda divisione, dove gioca? Siete fermi? Limena. Giocate? Sì. Beh, giochiamo, ho il quadro abbastanza preciso delle sì, no, immagino, no, dammi due appuntamenti. Per capire un attimo, non 10, ecco. no, parliamo di seconda divisione, visto abbiamo che la seconda divisione che fa contro il Polpatavio a Limena, sì. Abbiamo l'Under 16 che sta giocando l'Eccellenza, però gioca fuori casa, e poi abbiamo l'Under 14 che fa la partita in casa contro la Sugana. L'Under 11 e l'Under 12 sono fermi, per fortuna, ci fanno riposare un po'. Castagna, Giancarlo, in realtà mi ha aperto il file del comitato FIPA, gare, flag, track. Sì, complimenti. Sì. Insomma, l'Under 18 gioca nel pomeriggio, lo stesso, ecco, fuori casa alle 5:30. E direi che ci siamo. Ci siamo. Sì. Under 11, Under 12 siamo Ragazzi, in posa fate un ancora. applauso a questa signora, perché persone così sono quelle che prendono veramente in piedi le società, ce n'è un bisogno davvero enorme. Grazie, grazie perché tu rappresenti in questo momento
un grande numero di volontari, perché siamo tutti volontari nel mondo della pallavolo. Infatti bisognerebbe dare un po' più di rilievo, forse vero? Anche in tante sedi che siano federali, ma anche societarie, al lavoro che fanno i dirigenti. Non tanto io, che magari sono quella senior, che è un po' proprio la passione nel sangue, però anche i genitori che danno il loro tempo, che portano, che fanno segnapunti, che fanno i dirigenti abili, che non è facile farli, ecco, e i dirigenti accompagnati. C'è tutto un lavoro, ecco, da valorizzare forse di più, ecco, soprattutto così, al nostro livello. Tu dove giochi invece? Ma perché mi chiedi? Ma perché non lo sai ogni volta? Gioca l'Under 11. Ma non l'Under 11, tu devi... Dove non giochi? lo so, ma so che è una partita molto importante che dobbiamo vincere. Nicola, tu pensa, Giancarlo, se tu avessi una giocatrice di M2 che non sa dove gioca sabato sera. L'importante è che giochi, ma te dico... sì, esatto. Va bene. Applauso ragazze, fatevelo ancora. Siamo in chiusura. Grazie a Nicola Baldon, allenatore, Marco Vianello. Stefania Bottaro per tutti. A proposito la tazza, che fine ha fatto? Si è raffreddata? Ah no, guarda che è rimasta cavata, che bellina. No, c'è ancora, è sparita l'altra. Quindi rimane, tiene Stefania, sì, il mug. Sì, finché non si raffredda. Finché non si raffredda. Online oppure al Palasport potete comprare anche i mug oltre alle magliette. Entrate nella pagina che ci sono delle belle foto dei bei ragazzi. Dei bei ragazzi, esatto. La maglia questa di Lucy è quella di Santiago, esatto, esattamente. Alessandro Ghigo, grazie e complimenti per quello che fate. Davide Rosselli, grazie per il contributo che Fidia sta dando, abbiamo capito, non solo alla pallavolo ma allo sport. Ma non interessa che voi guardate molto la pallavolo, perché tifiamo per la pallavolo. Bene, l'appuntamento non c'è domenica al Palafabris, grazie Lucy, grazie, sì, altrimenti non possiamo chiudere. Non c'è al Palafabris, ma c'è sul sito di Lega Volley. Voi sapete che ci sono tutte le dirette quest'anno online di tutte le squadre della Superlega, quindi se volete vedere domenica alle 18 cosa combina la Tonazzo a Molfetta potete collegarvi al sito di Lega Volley. Noi invece saremo qui puntuali mercoledì prossimo alle 21 con Mochi De Gennaro e Valentina Fiorini. Buonanotte, ciao!